Ben ritrovate e ben ritrovati nello studio podcast di Sardegna Gol, anche stasera in compagnia di Michele De Montis. Ciao Michele. Ciao a tutti, buonasera. E del nostro ospite di stasera, Mario Nieddu dell'UDC. Ciao Mario. Ciao a tutti. Come sta andando questa campagna elettorale, Mario? Diciamo che sta andando bene. Chiaramente è una dura prova perché, come tutte le campagne elettorali, richiede uno sforzo molto importante anche dal punto di vista fisico, e quindi comunque la affrontiamo con i dovuti modi e con la grinta che serve. Insieme ad altri ex leghisti abbiamo visto che sei approdato all'UDC. Come è nato questo passaggio dal carroccio allo scudo crociato? Ovviamente per me rimanere in Lega, cosa che peraltro non rinnego, io non rinnego quello che ho fatto. La Lega mi ha dato anche l'opportunità di ricoprire un ruolo importante come quello dell'assessorato alla sanità. Credo comunque di aver ripagato la fiducia che mi è stata accordata con dei risultati che sono indiscutibilmente sotto gli occhi di tutti. Poi ovviamente qualcosa si è incrinato, il rapporto non era più il rapporto di fiducia che avrebbe richiesto continuare a stare in un movimento per il quale io ho militato per diversi anni, e quindi mi si è aperta la prospettiva di essere candidato nel partito dell'UDC, che è un partito in cui ovviamente alcuni valori io mi riconosco, e per i quali chiaramente spenderò tutte le mie forze e le mie capacità. È un partito che è un partito praticamente nuovo, perché dopo il decesso del compianto onorevole Giorgio Oppi è un partito che ha necessità di ristrutturarsi, e questo è una sfida che mi sono sentito di raccogliere, e spero che porti i risultati sperati. Nel corso della 16ª legislatura, che ormai è conclusa, hai ricoperto uno degli incarichi di giunta più delicati, proprio quello dell'assessore alla sanità, posizione che non ti ha risparmiato critiche nel corso della gestione del Covid. Pensando al futuro mandato, chi siederà a Villa Devoto e tutta la giunta e tutta la maggioranza, su quali interventi il legislatore e l'esecutivo regionale dovrà intervenire in materia sanitaria? Sulla riduzione delle liste d'attesa, sulla medicina territoriale, sul contrasto dei cosiddetti gap nelle aree disagiate, o che altro? Insomma, i temi in sanità non mancano, sono tantissimi. Le criticità sono tantissime e ben note, però mi sia consentito di spendere una parola su quello che hai detto prima rispetto alle critiche che ho ricevuto durante la pandemia. È vero, all'inizio le critiche sono state tantissime, a volte anche feroci, a volte anche ingiustificate, favorite e fomentate anche da un atteggiamento della opposizione che non è stato certamente quello che si sarebbe dovuto auspicare in un frangente di una gravità tale come una pandemia mondiale. Però poi alla fine i risultati, fortunatamente, i numeri sono testardi e sono galantuomini e parlano da sé. La Sardegna alla fine dei conti è stata la regione che ha avuto i migliori risultati nella gestione della pandemia da Covid, e questo è testimoniato dal fatto che la regione che ha avuto meno settimane di zona rossa, più zona bianca, è stata a un certo punto anche l'unica zona verde europea. Abbiamo avuto l'indice di seroprevalenza più basso d'Italia, dello 0,3, certificato dall'Istituto Superiore di Sanità. Questi sono dati inoppugnabili, quindi le critiche poi sono andate infatti man mano scemando, e credo che mi sia stato riconosciuto dallo stesso presidente Solinas, che ogni qualvolta ha fatto il bilancio del lavoro della sua giunta ha sempre citato come primo punto qualificante della sua gestione i risultati ottenuti durante la pandemia. Archiviato il discorso pandemico, passiamo alle varie criticità della sanità sarda. Tu mi chiedi che cosa bisognerebbe fare. Le cose, come hai detto, sono alcuni temi li hai richiamati tu. Sicuramente le liste d'attesa sono un nervo scoperto molto dolente, ma anche su questo siamo intervenuti. Intanto siamo intervenuti negli anni con uno stanziamento, almeno finché io sono stato assessore, di 46 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa. Purtroppo non siamo stati in grado di spenderli, ma non per cattiva volontà o per disorganizzazione, perché purtroppo i medici e il personale sanitario che dovrebbe abbattere le liste d'attesa proprio non ce l'abbiamo a disposizione.
c'è stato un crollo nel numero degli operatori sanitari, che purtroppo è indipendente dalla volontà di qualsiasi assessore o presidente di giunta regionale. Questo vale per tutta Italia, particolarmente vale per la Sardegna, perché essendo un'isola non può nemmeno contare sulle regioni limitrofe a cui scaricare o farsi aiutare in condizioni di criticità sanitaria. Però qualcosa di importante anche per le liste d'attesa l'abbiamo fatta. Ricordo che esiste il piano nazionale di governo delle liste d'attesa, che noi abbiamo recepito nel piano regionale di governo delle liste d'attesa e nei piani aziendali di governo delle liste d'attesa. E in tutti questi piani che abbiamo esitato esiste la possibilità di accedere per i pazienti a cui non può essere garantita la prestazione sanitaria richiesta nei tempi richiesti dall'impegnativa. Esiste la possibilità di essere avviati al cosiddetto percorso di tutela, per cui il paziente che si vede negata la prestazione nei tempi dovuti ha la possibilità di essere avviato a vedere soddisfatta la sua esigenza presso un convenzionato esterno o al limite anche presso l'intramenia, presso un medico che fa l'intramenia, senza dover spendere niente a carico suo, se non la compartecipazione dovuta, se è dovuta, cioè il pagamento del ticket. Se è esente, addirittura niente. Questo per quello che riguarda le liste d'attesa. Credo che questo sia una garanzia e che debba essere assolutamente richiesta dalle persone. Purtroppo devo dire che non è conosciuto questo percorso dai più, e soprattutto anche le aziende sono un po' in difetto, perché tutte le aziende non hanno provveduto, come è previsto dal piano regionale da me esitato, non hanno provveduto a definire il percorso di tutela nei siti aziendali e a garantire che questo percorso sia effettivamente fruibile dai pazienti. Però lavoreremo anche su questo. Le altre criticità poi chiaramente quali sono? Come ho detto prima, la madre di tutti i problemi in Sardegna, come anche in Italia, ma in Sardegna in modo particolare, è la mancanza di personale sanitario, medici e infermieri e tecnici. Ma perché? Non per cattiva volontà. Ricordo che nel mio periodo io ho bandito oltre 180 concorsi, ho fatto oltre 6.500 assunzioni. Purtroppo i pensionamenti e le cessazioni e gli spostamenti e le fughe sono superiori alle assunzioni che abbiamo fatto. I concorsi purtroppo ne abbiamo banditi a volte anche 3-4 volte il concorso per la stessa specialità, e quando non andava deserto otteneva a volte un effetto paradosso, che era quello di svuotare i presidi periferici a vantaggio di quelli centrali, quindi di Cagliari e Sassari, quindi aumentando quell'effetto ciambella che già capita negli enti locali molto spesso, che già si vede esattamente anche negli altri enti, certamente. E questa campagna elettorale si è aperta con un evento che potremmo definire politicamente traumatico, l'avvicinamento di Solinas con Truzzu. Ritieni che questo cambio di marcia sia stato giustificato, o che magari le ragioni di Solinas avrebbero dovuto prevalere? No, io sono convinto del fatto che questo cambio sia più che giustificato, perché purtroppo il presidente Solinas probabilmente non sempre, magari per ragioni legate a dei meriti suoi, però non è stato sempre in grado di guidare magari la maggioranza nella maniera in cui sarebbe stato necessario per portarla verso gli obiettivi di quei che la stessa maggioranza si era data in campagna elettorale a inizio della legislatura. Quindi magari un cambio di passo a questo punto era assolutamente necessario. Mario, siete stati criticati a lungo dall'opposizione per l'assenza dei medici di base durante il vostro mandato. Guardando però alla graduatoria regionale proprio dei medici di base, quando siete arrivati nel 2019 la stessa graduatoria era bloccata al 2013, con notevole disagio specialmente per i tanti giovani medici impossibilitati a prendere posto anche in quelle stesse sedi cosiddette disagiate o disagiatissime. C'è un problema di fondo realmente molto spesso quando si fa politica? Certo, purtroppo la realtà è sempre differente da come magari ce la rappresentiamo, e quindi è anche difficile far capire alle persone quali e quante siano le difficoltà molto spesso nell'agire nell'amministrazione.
questo esempio che hai appena fatto della medicina generale proprio è calzante in questo senso. Noi siamo arrivati nel 2019 e le graduatorie erano ferme, praticamente non si chiamavano i medici per le sedi carenti dal 2013. Quindi abbiamo dovuto rimettere in pari tutta la vecchia situazione e ricordo quando io sono andato via ho lasciato la situazione perfettamente nei termini contrattuali previsti, quindi ho bandito tutte le sedi carenti negli anni previsti dal 2014 sino al 2021. Ricordo che sono andato via nel 2022 e avevamo bandito anche il 2022. Quindi abbiamo rimesso in pari la situazione, però purtroppo l'abbiamo rimessa in pari solamente dal punto di vista formale, dal punto di vista sostanziale, non essendoci medici che richiedevano la copertura di quelle zone carenti. Siamo un punto da capo, perché in Sardegna oggi credo che le sedi carenti non coperte siano, nell'ultimo bando credo che fossero oltre 500. In media se ne coprivano 60-70, esagerando un centinaio, quindi ne rimangono scoperte sempre almeno diverse centinaia. Ma non perché i bandi si fanno, purtroppo non ci sono i medici che sono disposti ad andare a lavorare, soprattutto nelle sedi carenti, come hai detto tu, disagiate e disagiatissime, che ricordo finché non sono stato, io sono stato il primo assessore che ha finalmente definito e contrattualizzato, ha fatto un accordo integrativo regionale con i sindacati della medicina generale e ho definito e finanziato le sedi disagiate e disagiatissime, nessuno l'aveva ancora mai fatto. Ma nonostante questo, anche con questi incentivi purtroppo non si riesce a coprirle, perché io faccio sempre il paragone, io sono, come credo ormai si sappia, sono un medico della vecchia guardia, ormai ho 41 anni di professione alle spalle, adesso fra un mese ho 41 anni di professione alle spalle. Quindi ricordo che quando io sono entrato nel sistema sanitario nazionale il rapporto era un posto, 100 medici. Oggi si è completamente invertito. Oggi abbiamo 100 posti e un medico. Quindi è chiaro che è difficile in queste condizioni riuscire a riempire i vuoti, senza considerare il fatto che siamo diventati lo Stato che paga meno il suo personale sanitario tra i paesi, diciamo, occidentali. Solo la Grecia paga meno di noi, ma conosciamo quali sono le condizioni economiche della Grecia. Ecco, tutte le altre nazioni pagano molto meglio il proprio personale sanitario e all'interno dell'Italia la regione che paga meno il proprio personale sanitario, guarda caso, è proprio la Sardegna. E non che noi non abbiamo provato ad aumentare le retribuzioni, il problema è che non possiamo neanche fare quello, perché abbiamo un vincolo imposto dal governo nazionale che ci blocca i livelli retributivi della spesa per il personale a quelli del 2004 meno l'1,4%, oppure nella migliore delle ipotesi, se fosse più vantaggioso, a quelli del 2018. E quindi non possiamo nemmeno, anche avendo l'autonomia, come qualcuno pensa, l'autonomia regionale ci consente di fare quello che vogliamo, mi sono sentito dire. Non è così purtroppo. E pur avendo le risorse finanziarie non le possiamo spendere in questo senso. Tanto è vero, scusami se mi dilungo un attimo, ma ci tengo anche a questo, che non potendo aumentare gli emolumenti per contratto, perché ricordo tra l'altro che i contratti collettivi sono nazionali e la contrattazione di secondo livello non prevede l'aumento dei fondi in quel modo, per fare in modo di incentivare comunque il personale soprattutto ad andare nelle sedi più disagiate, sono stato il primo assessore che ha stanziato le famose RAR, risorse aggiuntive regionali. Ricordo che furono 13 milioni stanziati per incentivare il personale sanitario, medici, infermieri, tecnici e quant'altro. In piena pandemia il centrodestra ha riformato, come sappiamo, la sanità regionale, modificando nuovamente gli assetti e le competenze. Era così improcrastinabile questo intervento in piena emergenza, secondo te? Sì, intanto non era proprio in piena emergenza perché era fine 2020 e quindi diciamo che la prima ondata, quella più cattiva, era già passata, quindi avevamo alle spalle una certa quale esperienza e abbiamo maturato proprio la convinzione che siccome le riforme vanno fatte a inizio legislatura, perché così hai il tempo di tararle e vedere se ci sono da fare delle modifiche, degli aggiornamenti e degli aggiustamenti, era giusto farlo. I tempi c'erano tutti e l'abbiamo fatto con cognizione di causa e devo dire che ha dato anche i suoi risultati questa riforma, perché
abbiamo eliminato l'ATS, che era un'azienda tutela della salute, che era un'azienda unica, che ha dato dimostrazioni di sé non buone. D'altronde, se tutti i partiti, tutti, nessuno escluso, tutte le coalizioni, nessuna esclusa, nei loro programmi elettorali del 2019 avevano al primo punto della sanità l'abolizione dell'ATS, vuol dire che insomma siamo andati nella giusta direzione. Poi qualcuno ci ha rinfacciato di averlo fatto in pandemia, ma questo ovviamente lascia il tempo che trova, perché comunque i tempi c'erano, la riforma è partita a gennaio 2022 e quindi la pandemia ormai non dico che fosse completamente alle spalle, ma era sicuramente un pericolo di dimensioni di qualità veramente tanto inferiori, che ci permetteva anche di dedicarci finalmente ad altro dopo quasi 2 anni. È possibile ipotizzare che nella prossima consigliatura l'UDC possa fungere da polo di attrazione di centro come è stato nella precedente? Noi ce lo auguriamo, ovviamente questo sarà da valutare dopo i risultati elettorali. Vedremo se l'UDC, come io penso e spero, farà un buon risultato, potrebbe diventare sicuramente un attrattore nei confronti di tante altre sigle che potrebbero anche rischiare di non essere rappresentate poi in consiglio, e quindi noi potremmo fare anche, dare diritto di tribuna eventualmente a chi non si sentisse o non fosse più rappresentato in consiglio. Ma è vostra intenzione in qualche modo presentarvi come referenti di un'area di centro che in qualche modo riequilibra la guida a destra della coalizione? Diciamo che l'area di centro ormai è un po', si è un po' dispersa. Questo grande centro che si era iniziato a vedere qualche mese fa, poi ha avuto qualche problema e adesso è un pochino frammentato. Però la frammentazione è anche normale nel momento in cui la campagna elettorale entra nel vivo. È chiaro che ognuno poi rema per sé e quindi tutto quello che poteva unire passa in secondo piano rispetto a quello che divide, che è proprio l'agone elettorale. Una volta che a bocce ferme, una volta terminata la campagna elettorale, dopo il voto, io penso che ci sarà tempo e modo per ricominciare a tessere all'interno del centro, di tutte le forze di centro, per ricominciare a tessere un discorso che possa vederci protagonisti all'interno dell'area centrista. Secondo te l'apporto di medici, tornando a quello di cui stavamo parlando prima, l'apporto di medici stranieri può essere una soluzione per sopperire a questo grandissimo problema di medici e dico anche di infermieri? Allora, quando sei disperato chiaramente ti aggrappi a tutto. Se sei un naufrago nell'oceano e ti passa qualunque cosa a fianco che galleggia, ti aggrappi a quella perché speri di salvarti. La situazione della nostra sanità è questa, è quella del naufrago che spera con qualunque cosa di rimanere a galla. I medici stranieri sono come i medici gettonisti, sono purtroppo un tentativo non di soluzione, ma comunque il tentativo di sopperire a delle carenze alle quali in altro modo purtroppo non si può sopperire. Una soluzione tampone, insomma. Esattamente, è una soluzione temporanea, tampone, che si spera di riuscire ad abbandonare nel più breve tempo possibile. Io purtroppo devo dire che non sono molto ottimista da questo punto di vista, perché penso che la carenza di personale non vedremo una diminuzione di questa carenza nel breve periodo, ma penso che i prossimi 4-5 anni saranno veramente difficili da affrontare per il nostro sistema, perché i pensionamenti continuano a ritmi sostenuti e dietro non ci sono i rincalzi. Perché? Perché purtroppo il numero programmato nelle facoltà delle professioni sanitarie è stato mal programmato. Bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. La programmazione non è stata mai fatta. Però vedi, da questo punto di vista si parla spesso di rimuovere questo numero chiuso nell'Università di Medicina e Chirurgia, ma è pronta l'Università di Cagliari, anche quella di Sassari, in questo momento per rimuovere questo? Cioè, è una domanda che mi sono sempre posto, perché si parla sempre di agevolare di più i giovani studenti, ma poi la realtà è pronta? Ci sono le condizioni logistiche? No, sicuramente per aprire indiscriminatamente non ci sono, perché
io ricordo i miei tempi quando io mi sono iscritto alla facoltà di medicina nel 1976 ed eravamo oltre 1200 matricole, ma non c'era la possibilità assolutamente di essere seguiti in maniera puntuale, passatemi il termine, seria, perché non c'era veramente non c'era personale docente adeguato per seguire i 1200 studenti, non c'erano le attrezzature, mancavano i microscopi, insomma ricordo veramente che era problematico. È chiaro che poi adesso la situazione sarebbe diversa, non credo che nessuno pensa di aprire indiscriminatamente per avere un numero di studenti al primo anno di quella portata, però è chiaro che così, anche come si sta andando avanti, con piccoli aumenti come quelli che ci sono stati nell'ultimo anno, non si va da nessuna parte. Anche perché la programmazione va fatta a medio-lungo periodo e va fatta seriamente, quindi non è un problema di numeri oggi, è un problema di capire fra 5, 10, 15, 20 anni quanto personale sanitario tra medici, infermieri e tecnici noi avremo la necessità di schierare nelle nostre strutture, perché ci sono delle riforme importanti a cui abbiamo dato corso, come quella per esempio che riguarda gli ospedali di comunità e l'infermiere di famiglia, però se non abbiamo idea di quanti ne servono è inutile che pensiamo di aumentare il numero dei medici oggi di 50, 60, 90 o 100 a Sassari e 200 a Cagliari, senza capire veramente bene se questi medici poi, mantenendo questi aumenti, in futuro non si troveranno disoccupati. Chi dovrebbe fare questa analisi del fabbisogno? L'assessorato alla sanità? No, non è un'analisi che aspetta la Regione Sardegna, ma chiaramente la Regione Sardegna, per quello che riguarda, può dare il contributo, ma poi a livello nazionale che queste cose vanno fatte, perché c'è un'intersecazione un'interconnessione tra sanità e università. E l'università chiaramente non dipende dalla regione. Dal Ministero della Ricerca e dell'Università. Esattamente. Io ho una domanda così di carattere personale che penso magari possa interessare anche gli ascoltatori. Come ha fatto a sopportare il peso della pressione in un momento così drammatico come quello della pandemia, in cui hai dovuto vivere un momento che nessun altro tuo predecessore aveva vissuto prima, non c'erano esperienze di questo tipo e tu eri il parafulmine di una regione completamente terrorizzata e quindi ti beccavi di tutto. Come hai fatto a sopportare la pressione in quel momento? Probabilmente il fatto che ormai ho una certa età, come si suol dire, le spalle larghe, esattamente, quindi, e poi non avevo l'abitudine di andare sui social. Ricordo che io praticamente Facebook me l'hanno configurato un profilo Facebook quando sono diventato assessore, perché non sono mai stato uno particolarmente social, diciamo così, tra virgolette, quindi anche chiaro che mi arrivavano l'eco delle critiche anche feroci, mi arrivava, ho ricevuto minacce di morte, ho avuto insomma un periodo abbastanza travagliato, però devo dire che con l'aiuto della famiglia, degli amici e di tanta gente che però aveva comunque stima e aveva probabilmente perché sperava che riuscissi a guidare la sanità in modo da non avere risultati devastanti, e quindi diciamo che siamo riusciti a superare indenni quel periodo. Certo, sicuramente non è stato semplice, devo dire che abbiamo passato dei brutti momenti, ma li hanno passati tutti i miei colleghi di tutte le regioni d'Italia, li hanno passati al Ministero, li hanno passati negli enti e negli istituti sanitari nazionali, insomma, e anche a livello internazionale, perché purtroppo una pandemia di quel genere che si manifesta così all'improvviso, nessuno ti dà il libretto delle istruzioni, e quindi devi giorno per giorno, ora per ora, a volte minuto per minuto adeguarti e trovare la forza, le capacità, la flessibilità per fare le scelte possibilmente giuste, perché effettivamente c'è il rischio di sbagliare, e sbagliare in momenti come quelli può costare veramente caro. Infatti stiamo parlando proprio di una sanità che al tempo come oggi, ma al tempo maggiormente,
era più un capominato. Quindi la domanda che ti volevo fare è legata proprio a questa situazione. Senti di aver fatto un errore particolare durante questa gestione, e soprattutto qual è stato invece come dire, la politica positiva che non ti è stata riconosciuta, ecco. Guarda, un errore sicuramente l'ho fatto, ed è quello di non essere stato probabilmente abbastanza duro nei confronti di chi avrebbe dovuto sostenermi, e invece ha fatto l'esatto contrario. Probabilmente mi sono fidato troppo di persone che non meritavano questa fiducia. Vabbè, però sono cose che, insomma, Che in politica possono capitare. che esattamente possono capitare. E invece secondo te la buona pratica che non ti è stata riconosciuta durante il tuo mandato di assessore alla sanità? No, non mi è stato riconosciuto praticamente niente. Sembra che io sia passato per casa e non abbia lasciato niente. Quando invece ricordo che, come ho detto prima, 180 concorsi, 6.500 assunzioni, le nuove linee guida per i pazienti diabetici, con finalmente la Sardegna, che da regione fanalino di coda diventa regione benchmark nella gestione della patologia diabetica, che in Sardegna, ricordo, conta oltre 120.000 persone affette da diabete. Ma potrei continuare. Ho fatto un flyer adesso per la campagna elettorale in cui ho riassunto alcune delle cose che ho fatto, ma quello che mi riconoscono per esempio i miei colleghi ambulatoriali è quello che finalmente, dopo quasi 10 anni di inazione totale, di mancanza di pubblicazione delle sedi carenti, grazie a me hanno ripreso questa pubblicazione delle ore, perché ho rifinanziato tutte le ore, e finalmente i poliambulatori, che sono quelli che danno l'assistenza specialistica capillare in tutta la Sardegna, hanno ripreso a essere popolati e a funzionare a pieno regime. Questa è un'altra delle cose di cui vado abbastanza fiero. Come vado fiero del fatto di aver lasciato il piano regionale dei servizi sanitari e di aver lasciato anche il piano regionale dei servizi sociali, che assieme sono il primo gradino, la piattaforma su cui si deve basare l'integrazione sociosanitaria. Anche questo non ti è stato riconosciuto. Non mi è stato riconosciuto. Come non mi è stato riconosciuto il fatto che la riforma effettivamente sia una buona riforma. Adesso l'hanno riconosciuto indirettamente tutti i candidati a presidente, perché tutti hanno detto che non c'è bisogno di fare nessuna nuova controriforma, perché bisogna far funzionare quella che c'è. Questo indirettamente è il riconoscimento del fatto che comunque è una buona legge. E lo dimostra il fatto che abbiamo riportato il governo della sanità rispetto a quello che era prima con l'azienda unica, sanitaria unica. L'abbiamo riportato adesso con le 8 aziende sanitarie più le ospedaliere e le universitarie, l'abbiamo riportato vicino ai cittadini. E questo cosa significa? Che se io ho la direzione sanitaria, ce l'ho sotto casa, ho una maggiore capacità di controllo democratico. Questa è una parola che dovrebbe piacere molto a qualcuno, ma che forse si è dimenticato. Da dove viene? Secondo te gli attuali competitor di questa campagna elettorale, quindi mi riferisco a Lucia Chessa, Renato Souro, Alessandra Todde e Paolo Truzzu, hanno le idee chiare sulla sanità in Sardegna, su come deve essere gestita nei prossimi 5 anni, oppure secondo te, guardando anche le dichiarazioni degli ultimi tempi? No, sicuramente Paolo Truzzu ce le ha più chiare, perché ovviamente può andare a pescare su quello che è stato fatto in questi anni, quindi ha a disposizione sicuramente una continuità, diciamo, quello che è stato fatto. Certamente sì. Gli altri, ho sentito il dibattito in TV i giorni scorsi e parlavano di sanità, parlando di cose che abbiamo già fatto, perché quando sento qualcuno che dice che bisogna potenziare la sanità territoriale, che parla di abbandono del modello ospedalocentrico, l'abbiamo già fatto. Come ho detto prima, abbiamo ripopolato i poliambulatori, quella è sanità territoriale, abbiamo ripopolato i distretti, abbiamo fatto il piano regionale dei servizi sanitari, che cambia completamente l'impostazione del sistema sanitario regionale, perché mette al centro non gli operatori e le loro esigenze, mette al centro neanche il malato, perché il piano sanitario e sociosanitario devono curarsi della persona, non del malato o del bisognoso, perché devi
pensare anche alla prevenzione della patologia, alla prevenzione del bisogno sociale. Quindi abbiamo esattamente messo al centro la persona con la famiglia e i suoi bisogni socio-sanitari. Quindi c'è già quello di cui parlano, l'abbiamo già fatto noi. Guarda, pensando a alcuni speech che ho sentito negli ultimi giorni, si parla spesso di fare i concorsi perché non ci sono i medici, non sono gli infermieri, ma la domanda è, rifacendomi a quello che hai detto prima, e guardando anche un po' alla realtà, perché un po' tutti conosciamo medici, giovani medici che sono andati fuori per cercare miglior fortuna, non ci sono i medici, non sono gli infermieri. Che senso ha fare dei concorsi che, come dicevi tu, vanno deserti, oppure magari il paradosso, su 25 posizioni si presentano 10 che poi magari una volta assunti preferiscono fare altro. Sì. Oppure, come ho detto prima, quelli che partecipano sono già strutturati nei presidi periferici, per esempio, faccio l'esempio di quelli che sono già strutturati nell'ospedale di Tempio, per esempio, decidono di fare il concorso per andare a Sassari. Certo, quindi svuotando anche... Oppure da Oristano per andare a Cagliari, o da Nuoro per andare a Cagliari o a Sassari, e quindi svuotando ulteriormente i presidi non ambiti per loro. Cioè quindi andando a togliere ulteriormente forza... Esattamente, togliendo ulteriormente forze a quei presidi che già sono in sofferenza e che necessiterebbero invece di essere potenziati maggiormente. E poi anche quello, ho sentito, bisogna fare un piano straordinario di assunzioni. L'abbiamo già fatto il piano di assunzioni. Come ho detto prima, 180 concorsi, 6.500 assunzioni. Abbiamo assunto tutti i medici, gli infermieri e i tecnici a disposizione in Sardegna. Non c'era più nessuno da assumere quando io sono andato via. Adesso ci saranno i nuovi laureati. Tra l'altro ricordo che abbiamo aperto le assunzioni anche agli specializzandi del terzo anno, sì, come ci permette la legge. Peraltro abbiamo fatto, io insieme agli altri assessori, avevamo depositato al Ministero, che ovviamente è rimasto sordo alle nostre richieste, all'epoca c'era Speranza, avevamo depositato un pacchetto di richieste abbastanza sostanzioso, di una ventina di pagine, per risolvere i vari problemi della sanità in tutte le regioni. Purtroppo è rimasto inascoltato, ma c'erano veramente tante idee e tante soluzioni che abbiamo prospettato e che speriamo adesso qualcuno, insomma, dovrebbe rimetterci in mano e riportarlo all'attenzione del governo attuale. Ti faccio una domanda un po' più personale. Tu hai detto che adesso stai per celebrare il 41esimo anno da odontoiatra, se ricordo bene, da medico. Io sono, come ho detto prima, uno anziano, quindi della vecchia guardia. Quando io ho fatto medicina, la facoltà di odontoiatria non esisteva. Okay. Quindi io sono laureato in medicina e specializzato in odontostomatologia. Tornando a questo aspetto, guardando un giovane già specializzato, un medico già specializzato, guardando le sirene, le opportunità in giro per il mondo, penso agli Emirati Arabi, dove un medico può guadagnare tranquillamente 15.000 euro senza pagare IRPEF, eccetera, oppure un infermiere in Svizzera, in Germania può guadagnare anche il triplo dello stipendio. Parlando a un Mario Niedu del 2024 appena fresco di specializzazione, come si può rimanere? Cioè, qual è il trigger che può incollare, mantenere un giovane medico in un'isola come la Sardegna, dove sono notevoli i problemi legati al burnout, alla incapacità anche della macchina, da questo punto di vista anche politica, di poi gestire la macchina sanitaria, con tutti i problemi organizzativi a cascata? Questa è la domanda che ti pongo. Mario Niedu oggi nel 2024 che scelta farebbe? Mario Niedu, per come lo conosco io, chiaramente innamorato della sua regione, non andrebbe mai via, assolutamente. E io quello che chiedo ai giovani, ai ragazzi, è questo: la Sardegna ha bisogno di loro, non ci sono altre cose da mettere sul piatto, perché è vero che le remunerazioni sono più alte, ma intanto la qualità della vita che c'è in Sardegna da altre parti sicuramente faranno fatica a trovarla. È vero che c'è il burnout, ma perché tutti scappano. Se nessuno scappasse, il burnout non ci sarebbe, perché riusciremmo a riempire le nostre corsie magari, o comunque ad alleviare di molto queste situazioni di scarsità che abbiamo in alcuni reparti, in alcune specializzazioni. E poi chiaramente Mario Niedu farebbe, adesso dall'altra parte, da politico, cercherebbe di portare a compimento quello che ha dovuto lasciare a metà, e cioè
provare a incentivare seriamente, realmente le professioni sanitarie nella nostra regione, perché comunque qualcosa si può fare sicuramente. Grazie Mario per essere stato con noi questa sera. Ciao, avrei una cosa importante secondo me da dire in chiusura, se me lo consentite. Vai tranquillo. Allora, visto tutto quello che abbiamo detto, che ci siamo detti, e cioè che la situazione è grave, probabilmente si potrebbe aggravare nei prossimi anni, io faccio un appello a tutte le forze politiche in campo, chiunque vinca, dato che nei prossimi anni potremmo anche trovare situazioni peggiori rispetto a quella che stiamo vivendo oggi. Ricordo che ci sono degli ospedali oggi in cui i pronto soccorso vanno avanti con 4-5 medici. Ozieri, uno di quelli che mi viene in mente. Olbia, il Sirai di Carbonia, insomma, tutti quanti sono in situazioni particolarmente gravi. E siccome quella degli emergentisti, per esempio, è una di quelle specializzazioni non ambite che non riusciamo a coprire, come quella degli anestesisti e quella dei chirurghi, noi rischiamo veramente di avere un tracollo nei prossimi anni. Per cui io faccio un appello a tutti, chiunque vinca, non bisogna lasciare solo chi andrà a governare questa situazione. Bisogna togliere la sanità, il tema sanità, dall'agone dello scontro politico. Non si può pensare che diventi, come è stato anche il Covid, materia di scontro quotidiano e di aggressione politica, perché altrimenti veramente non si riuscirà mai a governare al meglio e non riusciremo veramente a trovare le soluzioni, anche quelle che potremmo riuscire a trovare se invece tutti quanti collaboriamo. Dobbiamo collaborare tutti alla soluzione dei problemi, perché altrimenti veramente rischiamo di far collassare il sistema. Per cui è un appello veramente accorato che io faccio. Smettiamola di azzuffarci sui temi sanitari e cerchiamo tutti quanti, politici, forze politiche, forze sociali, sindacati, associazioni di categoria, associazioni le associazioni professionali, tutti quanti dobbiamo collaborare. Io avevo iniziato con gli stati generali della salute, avevo provato a fare questo lavoro a suo tempo, poi è arrivato il Covid, non ho potuto farlo, quindi chiedo a chiunque va a governare di provare ad avere un po' spirito ad avere sinergico. un approccio di questo genere e io sono sicuro che poi su questo terreno ci incontreremo in tanti. Grazie Mario per essere stato con noi oggi, grazie Michele. Grazie a voi. Noi ci vediamo al prossimo podcast, grazie per essere stati con noi. A presto.